Sono state consegnate ai carabinieri e sequestrate le lettere anonime di minacce spedite da Villa del Conte e arrivate al municipio di San Giorgio in Bosco. 3 in totale le missive, scritte a computer infarcite di errori di grammatica. 2 erano destinate al sindaco Nicola Pettenuzzo e ai consiglieri della sua maggioranza. Nelle lettere firmate da un sedicente nuovo Comitato Veneto Autonomo Tutela Ambiente, anche minacce di possibili sabotaggi e addirittura avvelenamenti se l'iter di ampliamento di Acquavera fosse proseguito. Nessun dubbio da parte del sindaco Pettenuzzo, che ha presentato un esposto ai carabinieri. Le forze dell'ordine hanno posto giustamente sotto sequestro le lettere per le indagini del caso e spero vivamente e anche con grande come si dice, sostegno, ecco, passatemi il termine, che ci sia la possibilità di individuare colui il quale o coloro i quali insomma, hanno scritto queste lettere. Sull'ampliamento dello stabilimento c'è tensione nel comune dell'Alta Padovana, ma il procedimento, ribadisce l'amministrazione, è in fase avanzata. C'è stato un percorso ben chiaro che parte da lontano, che parte da prima della mia amministrazione, oggi siamo alle battute finali e quindi non può essere che una risposta positiva a questa richiesta di ampliamento dello stabilimento. La prima preoccupazione resta per la salute pubblica, spiega il sindaco. È doveroso porre l'attenzione sulla questione della salute pubblica proprio per garantire che non ci siano azioni che mettano a rischio appunto il consumatore.